Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, campionato regionale di eccellenza veneta, girone B, ottava giornata del girone di andata, la gara che ci apprestiamo a seguire con le due formazioni già in mezzo al campo schierate, è quella tra l'Eclisse Careni Pievigina, padroni di casa, e la SD Liventina, ospiti quest'oggi qui al D'Agostin. Maglia verde con calzoncini e calzettoni bianchi per la Liventina, completa tenuta rossa per i padroni di casa. Vediamo le due formazioni. Liventina che manda in campo questo 11: Memo, Barro, Scandilori, HFO, Granzotto, Ianneo, Scarpi, Casella, Mangeri, Soncin, Ferrarese. Fuori dall'11 Bohem, pare subito il numero 18, in effetti Bohem, con il 12 Nichele, con il 13 Pellizzaro, con il 14 Kajaganiz, con il 15 Leorato, con il 16 Acoua, con il 17 Puppo, con il 18 Bohem appunto, con il 19 Costa e con il 20 Fetai, agli ordini del signor Roberto Vecchiato in panchina. Per quanto riguarda la formazione di casa, poi andremo nel dettaglio della gara, che gara sarà. Formazione che vede Della Colletta, Segat, Moretti, Guerra, Allegretti, Brustolon, De Zotti, De Faveri, Ianco, Scarabel, Dell'Andrea. Ritorna nella sua posizione Ianco da titolare. Peterle con il numero 12, poi Possamai, Francescon, Antoniazzi, Riva, De Zotti, Rocco, Cibin che parte questa volta dalla panchina, Chiesurin e Pompeo. Agli ordini tutti del signor Stefano Della Bella. La gara parte in questo momento qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Prima palla buttata in avanti, l'arbitra il signor Sahid Aderui della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dal signor Nouchevar della sezione di Padova e dal signor Andrea Forzan della sezione di Castelfranco Veneto. Gara che è iniziata da pochi secondi, gara che riveste particolare importanza soprattutto per la formazione di casa, che si trova ultima in classifica in compagnia dell'Union QDP. Fa un po' strano insomma vedere le due formazioni del quartier del Piave negli ultimi due posti della classifica con 3 punti entrambi, mentre per quanto riguarda la Liventina ha perso punti un po' da una parte un po' dall'altra, anche in casa certe volte. Si trova comunque a 11 punti in classifica, alla pari di Spinea e Calvi Noale, davanti a Robeganese, Istrana e Vittorio Veneto Falmec. Questo il quadro della giornata odierna, quindi lo ripetiamo, per la formazione di casa riveste e rivestirebbe, usiamo il condizionale ancora, una partita tosta, una partita seria, una partita che potrebbe e dovrebbe portare a casa 3 punti che servirebbero come il pane per la classifica della compagine di Stefano Della Bella. Si mormora anche, insomma è logico che dopo alcune sconfitte si mormori subito sul mister, no? Però diciamo e pensiamo che il mister in questo caso qui a Pieve ancora ha la solidità della panchina. Attenzione, questa palla, una bella palla messa dentro così, costringe il primo colpo di testa di Barro a metterlo in calcio d'angolo, quindi c'è il primo calcio d'angolo per la formazione di casa. Vi dicevo, solidità ancora sulla panchina di Stefano Della Bella, che si è plasmato e si è costruito questa squadra come piace lui, insomma con diversi giovani con cui riesce a lavorare bene. Certo è che poi qualche cosa viene a mancare, è venuto a mancare in queste prime 7 giornate. Oggi è l'8ª. Buono intanto la sovrapposizione buona di De Faveri, Francesco De Faveri, classe 1999, che era andato a rubare una palla che poteva diventare veramente pericolosa per quanto riguarda la retroguardia della Liventina. Poi c'è stata l'immediata ripartenza da parte della Liventina della formazione di casa stessa, che però è stato a contratto, è stata fermata in questo caso. Con le mani la compagine Della Bella, Scarabel di testa per Dell'Andrea, che la gira ancora per Ianco in mezzo alla lotta, diciamo così, come piace a lui.
È un 4-3-1-2, mi dicono, questa formazione schierata da Stefano Della Bella. Riconquista ancora una buona palla De Faveri, che si sta muovendo bene. Bello il tocco di Janko per l'incursione in avanti del numero 7 Stefano De Zotti, che si allunga troppo la palla e permette al difensore della Liventina di metterla in fallo laterale. Peccato, perché era una buona azione e una buona intenzione. Moretti con le mani per Scarabelli, il capitano. Scarabella ancora per Moretti che vuole provarci, ci prova e guadagna il secondo calcio d'angolo. È stato un pochino fortunato, ha fatto sbattere il pallone contro un giocatore della Liventina e la palla è andata proprio sul fondo, dando la possibilità di un secondo calcio d'angolo quando sono trascorsi 3 minuti e 40 di gioco per quanto riguarda le due compagini in campo in questo primo tempo. Dell'Andrea la mette dentro, è buono il colpo di testa tentato ma non riuscito nella trasformazione da parte di Allegretti. Era un buon, cioè il terzo calcio d'angolo, intanto era una buona azione questa, con il calcio di Dell'Andrea al 4° minuto di gioco. Dell'Andrea da calcio d'angolo per Allegretti, il colpo di testa ancora lì, la palla che non esce. Allegretti, colpo di testa, vi dicevo, alto sopra la traversa. Attenzione, c'è il calcio di rigore. Attenzione, perché c'è il calcio di rigore procurato da Dell'Andrea, sempre intorno al 4 minuti e 30. Dell'Andrea è entrato dentro in area ed è stato atterrato. Andrà dal dischetto, pensiamo, Scarabel, in effetti è così, e allora potrebbe cambiare già la partita, ed è molto importante per la formazione di casa andare subito in vantaggio e poi amministrare il gioco. Quinto minuto di gioco, Scarabel va al gol, vince il confronto Scarabel, che mette da una parte il pallone, dall'altra va Memo, e quindi gol per Scarabel, che al 5° minuto di gioco porta in vantaggio la sua compagine. E adesso attenzione, subito le indicazioni dalla tribuna, ma è un po' le indicazioni che avrà dato anche Della Bella dalla sua panchina, e cioè quella di non mollare, perché molte volte abbiamo visto il vantaggio della formazione di casa e poi il ritorno delle squadre ospiti. Per quanto c'è Casella che aveva chiamato palla a centrocampo, ha detto la prendo io, poi è passata sotto, ma il sole può provocare anche di questi problemi, di questi disturbi. Subisce fallo, bravo Scarabel, che in fase di copertura difensiva va a prendersi questa punizione. Adesso con tutta calma la formazione di casa può e deve incominciare a ragionare e fare la partita. Moretti non trova il traversone giusto per Janko, con palla che può soltanto vederla finire sul fallo laterale. È partito bene Dell'Andrea, forse un pelino al di là, però abbiamo visto che dalla parte opposta il secondo assistente Andrea Forzan della sezione di Castelfranco Veneto non mi pareva in linea con il giocatore, quindi non avrebbe mai potuto, ma in difficoltà la Liventina, con De Faveri che la mette dentro. Ancora il tiro di De Zotti che si fa impallare, si fa parare questa occasionissima, veramente occasione d'oro per la formazione di casa, che al 7° minuto di gioco con De Faveri avrebbe potuto portarsi sul doppio vantaggio. Batte di prima intenzione, ma il portiere Memo con il piede devia e salva il risultato per il momento, e salva la sua squadra, che non ha ancora assorbito, che non ha ancora era il numero 7 De Zotti, sì, scusate. Adesso la battuta, ancora il colpo di testa trovato dal difensore spintosi in avanti del Liventina, palla che termina abbondantemente sopra la traversa
Peccato perché De Zotti aveva avuto l'occasione giusta per chiuderla, o quantomeno buona ancora una volta la verticalizzazione, il movimento fatto da De Zotti, ma Moretti per la seconda volta sbaglia e svirgola il pallone sul lancio lungo che avrebbe dovuto andare a servire il giocatore, il proprio compagno di squadra. Ancora in avanti la formazione della Liventina, che spinge con le mani adesso per cercare di spostarsi un pochino più in alto rispetto alla partenza che è stata buona, ottima da parte dei padroni di casa, che hanno trovato subito il vantaggio. Però attenzione ancora con De Zotti che non riesce a metterla a terra, la palla la mette a terra invece Casella, che va sul numero 4 Acafou, che prova a giocarla ancora sulla fascia sinistra del campo con il tentativo di muover palla, non ci riescono, la vanno a prendere, allora Dell'Andrea torna indietro, palla tra i piedi, la muove bene con Scarabel che verticalizza subito, ma c'è Casella in mezzo. Sono un po' due giocatori che si assomigliano per quanto riguarda i movimenti. Attenzione, viene in avanti ancora la Liventina, movimenti forse più spinti in avanti di Casella, diciamo così, mentre Scarabel svaria da una parte e dall'altra, in uno stato di forma incredibile il giocatore, il vitoriese in questo caso, che sta trascinando veramente con delle ottime prestazioni la formazione della Pievigina, dell'Eclisse Careni Pievigina. Con le mani ancora la compagine della Liventina, guidata quest'anno da Roberto Vecchiato, ex tecnico di categorie anche più alte, molti anni in Serie D, molti anni, lo ricordiamo, al Belluno. Ha accettato l'offerta fatta da Maurizio Costantini, direttore sportivo appunto della Liventina, ed è sceso di categoria, è andato a guidare questa Liventina, che mi ricordo l'intervista che facemmo quest'estate con Roberto Vecchiato, che mi disse appunto: guarda, non conosco nemmeno io il gruppo che ho a disposizione, lasciamelo guidare per un pochino e poi sapremo dire e potremo dire dove potremo posizionarci appunto in classifica. Certo è stato che ci sono stati degli ottimi risultati, dei buoni risultati, anche qualche scivolone, però diciamo bene, insomma, la Liventina si posiziona in questo campionato per il momento intorno alla settima, ottava posizione di classifica, ed è un campionato, lo ripetiamo, duro, che potrebbe essere stato già chiuso, già definito con Portogruaro, Porto Mansuè e San Donà, queste le tre che per il momento potrebbero giocarsi il titolo, con il San Giorgio Sedico che è lì agganciato al San Donà e attende di vedere, insomma è una squadra che qualche cosina però in meno delle altre tre, secondo il sottoscritto, ce l'ha. Bella rimbucata da parte del numero 4 Edoardo Guerra, che cercava Ianco, che si era infilato molto bene, un buon taglio. Bene oggi la partenza di Ianco e di De Zotti, che hanno dato parecchi spunti ai propri centrocampisti per cercare naturalmente l'imbucata e la verticalizzazione immediata. Si gira Ianco, che poi va preso una brutta botta sul ginocchio, brutta botta sul ginocchio sia Ianco che il giocatore della Liventina. Allora dovrebbe essere una di quelle botte sul ginocchio da parte di entrambi. Mi auguro che non abbiano messo male il ginocchio e quindi non si parli di distorsione, no, soltanto una brutta botta dolorosissima tra l'altro tra Soncin e tra Ianco. Si sono rialzati i due, più claudicante Soncin, ma eccolo che prova a corricchiare, ce la fa, quindi rimane in campo regolarmente. Ancora riparte con i piedi Memo, poi il tentativo di verticalizzare ancora viene bloccato in mezzo al campo, lotta come un leone Casella, perde la palla, poi la riconquista ancora la formazione di casa, con palla che finisce sui piedi di Moretti, che non vede nessuno, deve andare in mezzo, rischia un pochino. Allegretti altrettanto, dalla parte opposta trova Segat che spinge. Buona è la verticalizzazione ancora e il dialogo tutto di prima tra i giocatori appunto di Stefano Della Bella,
che tutto possiamo dire, ma che che la squadra, che questa Eclisse non giochi a calcio, non è vero. Possiamo dire che ha sempre disputato delle ottime gare con qualsiasi formazione che è scesa qui al D'Agostini, e anche mi dicono quando va in trasferta. Sta di fatto però che qualche cosina manca a questa squadra, no? Poi bisognerà vedere. Sportellate ancora una volta tra De Faveri, che è partito molto molto bene, buono il pressing, buono l'anticipo di Moretti che viene in avanti con Dell'Andrea, si fa vedere ancora Moretti, la mette dentro, Moretti è troppo alta per il colpo di testa di Stefano De Zotti, però bella azione ancora per la formazione di casa. Adesso Moretti è fuori, attenzione, deve rientrare, lo sta facendo molto bene, se n'era accorto comunque Brustolon, che in mezzo alla difesa aveva già dato un'occhiata alla posizione che era andata ad occupare il numero 11 ferrarese, quindi nulla di preoccupante. Si gioca e si riparte ancora una volta da Casella, che verticalizza anche lui sul numero 4 HFO, ancora Casella, ancora per il centrocampo che è piuttosto affollato con le due formazioni, vedete le due linee che sono strettissime, affollato. Bello il numero intanto che viene in avanti, con cui viene in avanti l'appoggio su Ferrarese, poi che non riesce a controllare palla. Buono il numero invece fatto dalla parte opposta da Scandilori, se non erro, che era riuscito ad infilarsi in mezzo a due della Eclisse, si era presentato insomma quasi in area di rigore. Rinvio della Colletta per Janko, che contiene, riesce a tenersi palla. Bravo ancora una volta Scarabella a tornare indietro, prima da Moretti, poi da Allegretti, poi ancora da Brustolon, e adesso ancora il rinvio di Allegretti che termina sulle gambe di un giocatore della Liventina. Può riprendere a giocare a metà campo la Liventina cercando l'omnipresente Casella, adesso non lo trova perché c'è al posto suo Soncin che smanaccia, anzi dà questo pallone per il tentativo di andare in avanti di Scarpi, anticipato da Segat di testa, palla in fallo laterale. Scarpi con le mani. Gira bene questo pallone, però non c'è nessuno dalla parte opposta del campo, e allora può ripartire la compagine di casa, ancora con Moretti che questa volta al terzo tentativo riesce a trovare la fascia, però non c'è nessuno questa volta. Palla fuori ancora con il numero 8 di casa De Faveri, che tocca palla, la mette in fallo laterale, inginocchiato davanti alla panchina Stefano Della Bella. Seduto invece non lo vediamo fuori Vecchiato, che ha raccomandato, dopo aver preso il gol, di ritornare subito con la testa a pensare alla partita. Indietro ancora per Barro per Soncin, che la attraversa subito, ma nulla da fare. De Zotti prova a ripartire, ma viene messo a terra da Tergo, e allora fallo classico per evitare la ripartenza della Eclisse. Batte Brustolon, pallone pronto alla battuta. Brustolon per Janko, che va al colpo di testa, riesce a far viaggiare Dell'Andrea, anticipato però a sua volta da Granzotto, che con un colpo di testa pone la palla tra le braccia di Memo, che ha già fatto viaggiare Scandilori dalla parte opposta a HFO, che viene verso il centro, ritorna invece sulla fascia sinistra del campo, ancora Scandilori, torna indietro, è costretto, non trova spazi, eccolo che si inventa un'altra uscita delle sue come in precedenza. Buona questa azione, HFO ancora prova l'1-2 sullo stretto, ma Scandilori, si vede il pallone toccato da un giocatore di casa, con Stefano Della Bella, vi dicevo, che inginocchiato davanti alla panchina sta urlando all'indirizzo dei suoi qualche cosa, vorrebbe vederli magari venire fuori da quell'area un pochino più decisi, un pochino più velocemente, con palla ai piedi. Ancora la Liventina che prova a scendere sulla fascia sinistra del campo, viene anticipato il giocatore della Liventina, guadagna il primo calcio d'angolo la compagine
di Vecchiato. Primo calcio d'angolo per la formazione in maglia verde con calzettoni e calzoncini bianchi. Completa maglia rossa invece per quanto riguarda la compagine di casa, c'è solo Dell'Andrea qui davanti, controllato da due giocatori della Liventina, guadagna il secondo calcio d'angolo e si porta a 3-2 a favore della formazione di casa. Ancora con Della Bella che urla le indicazioni per una marcatura un pochino più aggressiva da parte dei suoi. Attenzione, questa palla se l'è portata dentro anche bene Soncin. Io avrei tirato subito, magari con il rischio di metterla altissima, però lì insomma aveva preso palla abbastanza bene. Forse non era Soncin ma era Ferrarese che si era trascinato dentro questa palla, se l'è allungata e quindi nulla di fatto per quanto riguarda la compagine ospite, che non è ancora andata seriamente ad impensierire Della Colletta, il cui rinvio è lungo per la spizzata di Janko che velocizza su Dell'Andrea. Arriva De Zotti a sostegno, si guarda indietro, trova Moretti ancora che di prima intenzione la butta dentro, l'intenzione era anche buona, è uscito però un traversone troppo alto e troppo debole perché potesse impensierire la difesa e in questo caso il portiere Memo della Liventina. In avanti la compagine di casa con Moretti ancora a controllare palla. Moretti che se ne va sulla fascia sinistra del campo, viene giù Moretti, adesso l'ha persa, poi un pallone che gli sbatte contro, è stato agevolato, è stato aiutato da questo rimbalzo. Perde palla però la formazione di casa, la riconquista Soncin che va su Casella che a metà campo va ancora a mettere in moto Scandilori, alza la testa Scandilori dalla fascia sinistra del campo, poi non trova altro che di meglio che metterla sul piede di un giocatore della Pievigina, però Mangieri la riconquista e poi c'è l'omnipresente Scarabel che va a prendersi un fallo che è una manna dal cielo per portare lontano naturalmente la Liventina e trascinarla fuori dalla propria area di rigore. Battuta lunga di Della Colletta cercando la testa e la spizzata di Janko, che però questa volta non c'è, e allora va in mezzo al campo a fare a sportellate Allegretti, anzi era Brustolon in mezzo al campo, invece bene Scarabel che va dalla parte sinistra del campo. Peccato, perché era una buona intenzione, non ci ha pensato due volte. Scarabel è uno che verticalizza quando può, sempre, e con bellissimi tagli da una parte e dall'altra del campo. Esce la Liventina, o quantomeno cerca di farla, ma è un pochino in difficoltà, non ha ancora preso le misure di questa eclisse. Accaufou che se ne va in mezzo al campo per Casella, trova palla, viene a pescare Soncin che si mette in moto, poi il pallone c'era il fuorigioco secondo me, che era partito da dietro Mangieri, ma ancora un guardialine che non era in linea e quindi non è riuscito a vedere questo pallone. Magari sbaglio io, per carità, perché dalla nostra postazione non siamo magari agevolati, però a me sembrava che fosse veramente dietro a tutti e che fosse sbucato dal nulla. Mamma mia, Della Colletta con questo pallone, non so se voluto o meno tenerlo via. Attenzione perché è partito Dell'Andrea, è partito sulla corsa Dell'Andrea, c'ha contro il numero 6 Anneo, mette dentro la palla ancora per De Zotti che si fa contrarre il secondo tiro consecutivo del giocatore di casa, che non riesce a colpire Moretti, mentre Soncin è andato per le terre cercando di guadagnare palla in azione difensiva. Adesso sta respirando, sta rifiatando Soncin, ne approfitta la formazione. Sì, c'era, questa volta era in linea l'assistente Andrea Forzan della sezione di Castelfranco Veneto, che alza la bandierina e ferma
la partenza del giocatore dell'Eclisse Careni Pievigina. Matteo Scandilori, classe 98, si sta proponendo con insistenza sulla fascia sinistra del campo, è anche riuscito a fare alcune belle cose. Adesso invece HFO non ne fa una di bella e la mette fuori questa pallone che con le mani Segat rimetterà in gioco per i suoi, sul risultato di 1-0 per la compagine di casa, che al quinto minuto di gioco, su calcio di rigore ineccepibile trasformato da Scarabella, ha portato in vantaggio i suoi. Buono il taglio di Ianco, che però non arriva a destinazione. Allora Dell'Andrea cerca di andarsi a riprendere palla, però ha un cliente che con i piedi insomma può fare quello che vuole, Casella, e in effetti è uscito bene Casella. Parte altrettanto bene Dell'Andrea, che buggera il suo diretto avversario, un buco terrificante, ma è terrificante il tiro dello stesso Dell'Andrea, che va nemmeno a prendere la palla. Insomma, è una brutta cosa fatta da lui, poi tra l'altro che il piede ce l'ha. Un peccato, perché era un'altra buona occasione per la compagine di casa per portarsi sul 2-0, un 2-0 fallito al settimo minuto di gioco da De Zotti, che si è trovato il piedone di Memo a mettere fuori dall'area. E allora riparte ancora una volta la formazione di Vecchiato, che sceglie di andare a centrocampo da Casella, che velocizza sulla fascia sinistra del campo per Scandilori, che mette dentro questa palla, ma il pallone di Scandilori questa volta è troppo sotto, è troppo tra le braccia della Colletta, che attende l'indirizzo di Brustolon per dare palla sulla fascia a Segat. Poi Allegretti, svariata da questa parte la palla per Moretti, che alza la testa, prova il taglio Ianco, voleva trovare e trova poi in seconda battuta De Zotti. È buona l'azione di Scarabel, che subito di prima intenzione fa viaggiare Dell'Andrea. Bene Dell'Andrea, dentro adesso Dell'Andrea, 1 contro 2, pallone che riesce a toccare con un colpo di testa in tuffo, che leva proprio la sfera a De Zotti, che era pronto, appostato per cercare il tiro al volo. Adesso si arrabbiano quelli di casa, il pubblico di Fede Eclisse, per questa decisione dell'arbitro, il signor Auderui della sezione di Castelfranco Veneto. Scandilori si ferma, torna indietro. Casella, le idee partono da qui. Allungata poi questa palla ancora nel tentativo di farla arrivare a Scarpi, che sulla fascia destra del campo si è visto pochino per il momento, si è preferito giocare più a centrocampo e più a sinistra. Adesso Scandilori ancora, Ferrarese prova il tiro da lunghissima distanza, Casella, che trova il corpo di De Faveri, e le indicazioni di Della Bella sono per salire di un pochino, e in effetti riescono a fare un 4-5 metri, portano la linea a 4 della difesa un pochino più alta per non concedere più di tanto alla formazione ospite. Ianco, che si complica la vita, era riuscito a conquistare bene, ma poi c'è un ottimo intervento di Brustolon. Ancora Ianco, il colpo di tacco con cui voleva servire De Faveri, e invece non c'è riuscito. Era riuscito a mettersi in viaggio ancora lui, poi commette il fallo sul suo diretto avversario, riceve però gli applausi dal suo tecnico. Si sta muovendo bene Ianco in effetti, perché non ha buona l'uscita di Della Colletta, che in presa la mette a terra e serve Allegretti. Alza la testa il difensore centrale della compagine di casa, forse una dei palloni sprecati, l'unico fino adesso di Scarabel, che l'ha messa sulla fascia destra del campo, ma non c'era nessuno. Attenzione, c'è il fuorigioco. C'era il fuorigioco di Ferrarese, si alza la bandierina, ma Della Colletta c'era arrivato, era andato a prendersi questa palla, poi
cerca lo scambio e fa lo scambio con Allegretti, alza la testa Allegretti, guarda la posizione dei suoi, trova Janko a spizzata e poi il tentativo di andare lungo per Dell'Andrea bloccato dal suo diretto avversario, esce la Liventina con Casella, palla tra i piedi, non trova nessuno che fa il movimento, c'è Ferrarese che invita, è bravo, e invita Scandilori a spingere in avanti dalla parte sinistra del campo, ancora Scandilori, attenzione la palla per Ferrarese, si gira bene, c'è il libero Soncin, gliela alza in malo modo, se la teneva bassa forse avrebbe avuto più successo, avrebbe avuto più possibilità di andare anche ad un tiro al volo, invece ha voluto alzargliela, non capisco perché. Palla per Soncin che quando è arrivata la palla si è complicato ulteriormente le cose con un tentativo di andare al tiro difficile in questo caso. Della Colletta pronto al rinvio e siamo intorno al 30° minuto di gioco, andiamo a vedere nel dettaglio, 28° minuto di gioco con il nostro Chrono Quartz spostato proprio anche in occasione dell'ora del ritorno dell'ora solare, quindi nella notte dall'ora legale all'ora solare, e partite che finalmente, insomma, un po' per gli amanti del calcio vecchio tipo, insomma, partite alle 14:30 è un po' storico, no? Quindi eccoci che nonostante questo orario, attenzione a Moretti che vuole palleggiare e poi rinviare, bravo Janko a metterla a terra questa palla, guadagna un fallo laterale perché Casella non gli permette di andarsene. 29 minuti adesso, insomma, per giocare qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. La formazione di casa è in testa dal 5° minuto di gioco con un gol su calcio di rigore da parte di Scarabel. Akofu che vuol provare a far viaggiare Soncin, che ha sprecato tanto in questi primi 30 minuti di gioco, ha sprecato tanto sia in fase difensiva che in fase di proponimento d'attacco, però adesso è un po' sulle gambe, un po' imballato perché con 4-5 sgroppate che aveva fatto in precedenza mi pare che le stia pagando. Con le mani Moretti che non trova De Zotti, ma Janko non vuole mollare, allora ha riconquistato il posto in mezzo all'attacco e allora è lì che fa sportellate, fa il suo dovere. Segat che si complica ancora una volta la vita e da un cliente pericoloso come Ferrarese, poi ritorna, riesce a buttarlo fuori. Attenzione il giro, è bella la conclusione dello stesso Ferrarese, mi pare, no, del numero 9 di Mangieri, che intorno al 30° minuto di gioco Mangieri è andato al tiro da dentro l'area e il pallone è stato deviato dal portiere di casa della Colletta. Nessun problema per la compagine in maglia rossa che può ripartire, può ricostruire, può determinare, fare il proprio gioco. Moretti ancora una volta che spinge, perché poi quando proviamo a spingere sulle fasce riusciamo ad essere pericolosi, come in questo caso. Quasi l'autogol del numero 5 Granzotto al 31° minuto. Granzotto rischia l'autogol su traversone di Moretti. Bella questa discesa di Moretti che con questo traversone aveva costretto al rinvio svirgolato il giocatore numero 5 Granzotto. È stato fortunato, palla che ha battuto contro il proprio portiere, in qualche maniera la difesa della Liventina si è salvata e ancora non è andata sotto sul 2-0, cosa che avrebbe potuto fare, portarsi sul 2-0 in più di un'occasione, 2 per la precisione, la compagine di casa. Casella sul pallone, pronto a mettere dentro questo pallone. Casella guarda la posizione dei suoi, la mette dentro, è buona, aveva accennato all'uscita della Colletta, ma questa volta è rimasto fermo in mezzo. Attenzione della Colletta che va fuori a prendersi questa palla. Bravo, qui mi è piaciuto che
ha avuto il coraggio, la personalità di andarsi a riprendere questa palla e a tranquillizzare il suo riparto difensivo. Lascia correre l'arbitro e fa bene, può giocare ancora con Ferrarese che sceglie di dialogare con Scandilori che punta Segate e lo lascia lì sul posto. È ancora una buona palla per Mangieri, palla che Mangieri non riesce a girare, non c'è il calcio d'angolo come vorrebbe. Buono l'intervento in fase difensiva da parte di Brustolon e allora si riprenderà con una rimessa da fondo campo, dal fondo della Colletta, che fa viaggiare prima Allegretti e poi Segat. Ancora un rischio in orizzontale così pericoloso per trovare Scarabel, poi Soncin, eccolo qua, Soncin che va a complicarsi ulteriormente la vita, sportellate insieme a Moretti, palla persa davanti alla propria panchina con Vecchiato che non lo vediamo ma pensiamo essere in piedi davanti alla propria panchina. Testa e spizzata di Janko per cercare De Zotti, non trovato però. Trova soltanto il reparto difensivo della Liventina che parte con Ianneo e Granzotto, poi affidando palla a Scandilori in avanti ancora, ce la fa, riesce a scartare 3-4 uomini, ancora Scandilori aiutato da Ferrarese controlla la palla, poi va da Casella, anzi no, non era Casella ma era Scarpi che la mette dentro, eccolo Casella che prova a prendersi palla lì a centrocampo, viene saltato, può ripartire la formazione di casa con Janko dalla parte, non era male come idea, anche se è uscito un tiro che è andato completamente dalla parte opposta, però non era male come idea di voler servire Dell'Andrea, un po' complicata e difficile, però non male. Colpo di testa di Segat che va indietro per Della Colletta che di petto la mette a terra e poi fa viaggiare Brustolon. Della Colletta, Segat dalla parte opposta, sinistra del campo, destra scusatemi del campo, Dell'Andrea anticipato dal suo diretto avversario, si ferma De Faveri. Bravo De Faveri a ritornare sull'uomo e non altrettanto bravo invece Barro che perde questo scontro, perde questo incontro con il suo avversario. Scarabel aveva il tiro ed è si è messo subito le mani nei capelli Scarabel perché ha capito che forse avrebbe potuto andare al tiro lui con maggiore pericolosità di quanto ha fatto al 34esimo De Faveri, e in effetti il duo Scarabel-De Faveri con tiro di Dell'Andrea, scusatemi, va sul fondo e quindi brutto il tiro che termina appunto, vi dicevo, sul fondo. Se aveva capito subito Scarabel che non aveva fatto la cosa giusta, invece fa la cosa giusta mi pare Ferrarese. Vediamo il numero del giocatore, o è Ferrarese o è Mangieri. Lo vediamo subito, lo scopriremo solo vivendo. Intanto al 35esimo minuto di gioco pareggia la Liventina e lo fa, mi pare, con il numero 9 Mangieri. Ne approfittano un po' tutti per andare a dissetarsi, per andare a bere. Sì, è Mangieri. Allora Mangieri che ha preso palla proprio sulla linea della area di rigore di casa e ha tirato il gol imparabile per Della Colletta e le cose ritornano in parità. Adesso De Faveri che attende il permesso di rientrare perché era stato aiutato a rimettersi in piedi dal fisioterapista, dal massaggiatore in questo caso, e allora adesso è già rientrato.
1-1, situazione di parità, come vedete, come vi abbiamo raccontato, possibilità di chiudere la gara o quantomeno di portarsi sul 2-0 per la formazione di casa. Invece la compagine di Della Bella va sotto e va a subire il pareggio da parte della Liventina. Non so se è stato mandato un giocatore a riscaldarsi della formazione di casa oppure a prendere il pallone terminato sul fondo, vediamo. No, è andato a riscaldarsi, quindi c'è un giocatore che è stato mandato da Della Bella a riscaldarsi, mi pare uno dei giovani, e quindi potrebbe esserci un cambio per quanto riguarda la compagine di casa, sicuramente da effettuarsi penso ormai tra il primo e il secondo tempo, perché mancano 8 minuti, a meno che non ci sia un infortunio di De Faveri, che lo vedo un po' zoppicante dopo il fallo di prima. Vediamo, no, però adesso sta correndo. Bravo Moretti in anticipo su Soncin, che come vi ho detto ancora non si è ripreso al 100%, è un po' il suo modo, per carità, anche di giocare, di dare tutto, di dare delle fiammate così, però ha speso parecchio nei primi 15-20 minuti e stava accusando un po' il colpo. Viene in avanti ancora Scandilori, che ha una corsa, eccolo Soncin che voleva Acofou, non l'ha trovato, Scarabel presente dappertutto, voleva andare indietro su Della Colletta, trova in mezzo alla strada il suo difensore Segat, che imposta poi per De Faveri che sventaglia bene per cercare Ianco, palla che non arriva a destinazione. Allora può ripartire la formazione della Liventina, che ha messo le cose in parità, chiama il pallone Della Colletta, lo fa suo con le mani e poi trova subito quello che è più propositivo in questo primo tempo, e cioè Riccardo Moretti, classe 97, prova ancora il quarto pallone sulla sua fascia di competenza. Questa volta c'è Dell'Andrea che con una spinta da tergo mette a terra il suo diretto avversario, e Scarabel ne approfitta da autentico leader in campo a dare qualche indicazione alle sue 3 punte. Vedete come è sistemata adesso, 4-3-3, adesso la si vede un po' bene, insomma, quando le squadre si sono un pochino allungate. 4, eccoli qui i tre di centrocampo con Guerra, Scarabel e De Faveri, e poi davanti appunto questo trio, che è un trio sulla carta che la formazione di casa può vantare bene, diciamo, no? Perché abbiamo Ianco, abbiamo Dell'Andrea e poi De Faveri, quindi si riesce anche a giocare, ma sono molte le occasioni purtroppo perse in malo modo, 2 eclatanti nel corso del primo tempo che potevano portare sul 2-0 la compagine di casa, e invece siamo sul 1-1. Manda a scaldarsi anche Vecchiato, un giocatore dalla panchina, e mi pare che stia anche accelerando un pochino il suo riscaldamento. C'è qualcuno che evidentemente ha qualche problemino fisico, e allora Vecchiato vedremo se tirerà fino all'ultimo, o quantomeno se il giocatore sarà in grado di tirare fino all'ultimo minuto di questo primo tempo ed effettuare il cambio nel secondo, oppure se preparerà ancora. Vedete la fiammata ancora di Soncin, perché se è la sua caratteristica questa, fiammate, si blocca per un po', poi riparte, è la caratteristica importante di Soncin, è un classe 95. Ecco il cambio, non ce la fa, e allora il cambio che manda sul terreno Costa. Allora, Costa al minuto, ve lo diciamo subito, il minuto, il 41esimo minuto di gioco, e mi pare Ferrarese, sì, mi pare Ferrarese, 41esimo del primo tempo, fuori Ferrarese, dentro il numero 19 Costa. Quindi questa è la prima sostituzione per quanto riguarda la compagine di casa. Che manda la compagine, scusatemi, ospite, che manda sul campo dei padroni di casa il numero 19 Costa al posto di Ferrarese, quindi questo è il primo
Questo è il primo cambio che è avvenuto, è un cambio forzato per Vecchiato, sicuramente ne avrebbe fatto volentieri a meno. Non cambia nulla perché ho visto che Costa è andato a posizionarsi lì dove c'era Ferrarese, stava andandosene dell'Andrea che manda poi a quel paese Granzotto, i due hanno qualcosa da dire. Acafou che viene in avanti, cercava ancora Mangieri, l'autore del gol, non si capiscono i due, palla che termina sul fondo e palla fatta riprendere a giocare da Della Colletta che va su Segat sulla fascia ancora per De Zotti, butta in avanti, fuori gioco di Dell'Andrea. Sul pallone Casella e Ianneo, è Casella adesso che batterà ancora per Scandilori, che sicuramente è quello più vivace dei suoi in questo primo tempo, ha provato a ravvivare la gara dalla fascia sinistra del campo, spingendo in avanti i suoi e creando qualche problemino anche a Segat, che è lì per cercare di contrastare le discese sulla sua fascia di competenza. Casella è sempre lui, con pallone tra i piedi, cercherà di effettuare questo traversone per trovare un giocatore libero in mezzo all'area per un tentativo di colpo di testa. Vediamo se sarà Mangieri ad andare sul pallone, lo stesso Soncin che ha una buona elevazione, palla che invece si spreca e si perde tra le braccia sicure di Della Colletta, che poi subisce l'attacco del numero 6 Ianneo che non gli permette di effettuare il rinvio, quindi adesso effettua il rinvio lungo oltre la metà campo con i piedi, con Acafou che salta ma non prende la palla, poi Dell'Andrea per De Zotti, nulla anticipato, e allora riparte Acafou ancora per la compagine ospite con Scandilori. Guarda la posizione dei suoi, Scandilori ancora su Mangieri, cerca l'anticipo, il suo diretto avversario non riuscito. Riparte ma un pochino troppo lenta adesso la ripartenza dell'Eclisse, che perde palla ancora con Scandilori che la guadagna, la porta in avanti. Eccolo che Scandilori che si fa vedere sulla fascia sinistra del campo, poi sarà lui stesso con le mani a cercare di mettere in movimento i suoi compagni di squadra. Mangieri, l'autore del gol, che è andato indietro per pescare Barro, eccolo qui Barro che lascia palla per Casella, che è un po' dappertutto il motorino della Liventina. Casella mette ordine, va ancora su Acafou che perde pallone che passa sotto i piedi, ancora in avanti la compagine di casa, rientra su tutti Casella, cuore e polmoni per questo giocatore. Vediamo quanti minuti di recupero ci saranno. Ci sono 2 minuti di recupero concessi dal signor Aderou della sezione di Castelfranco Veneto, che è coadiuvato dal signor Nouchvar della sezione di Padova e dal signor Forzan della sezione di Castelfranco Veneto. Questa è la terna arbitrale, cerca di muoversi la compagine della Liventina con Soncin ancora, scaraventa palla su il suo attaccante Costa appena entrato, poi Soncin che cercava di trovare il calcio d'angolo, vediamo se lo trova in seconda battuta, mi pare di sì, ha trovato il terzo calcio d'angolo per la compagine ospite, che pareggia i conti con la compagine di casa, 3-3 il conto dei calci d'angolo, mentre ci sono 2 giocatori adesso del Eclisse a riscaldarsi. Batte Casella, attenzione a questa palla, c'è il colpo di testa in azione difensiva di Janko che aiuta la difesa, mette fuori palla con le mani Barro che si è visto pochino questo 2000, mette palla per Mangieri, Costa va in mezzo a 2, palla buttata via dalla difesa di casa con Acafou che torna su Barro, che prova a metterla sulla fascia ma Costa non la tiene, palla che termina fuori, e allora con molta calma, con tutta la calma immaginabile e possibile, Moretti
che va con le mani. Eccolo qui, arriva il duplice fischio del signor Aderou della sezione di Castelfranco Veneto, che termina e fa terminare così in parità 1-1 i primi 45 minuti di gioco. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Secondo tempo qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, tutto è pronto, ma c'è una sostituzione da effettuare e allora è la formazione di casa che va alla prima propria sostituzione, ed è quella di... Vediamo se avevamo individuato giusto. Sì, avevamo visto giusto. De Zotti, fuori De Zotti, dentro Cibin, ed è un Eclisse a trazione più che mai anteriore, perché porta dentro nel trio d'attacco dell'Andrea Ianco e Cibin, quindi direi che insomma della bella, prova tutte le sue possibilità per fare e per avere punteggio pieno qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove abbiamo detto in avvio di telecronaca sarebbe importante raccogliere 3 punti e raccogliere una vittoria quest'oggi. Vedremo come andrà a finire. Partita la gara, secondo tempo, via si parte, ed ecco la prima azione portata in avanti dalla formazione ospite con Scandilori, che adesso possiamo vedere proprio sotto la nostra tribuna, quindi sotto la nostra postazione. È uno Scandilori che ha fatto molto bene nel primo tempo, ha spinto molto sulla sua fascia di competenza, provando e portando parecchi pericoli per la compagine di casa dalla sua parte. Ancora la manovra della Liventina, che prova a ragionare con Casella, che trova Scandilori di testa, velocità per Scarpi invece nel primo tempo è stato un po' opaco. Buona questa palla che fa viaggiare prima dell'Andrea e poi Cibin, che si è buttato dentro, ma c'è stato il netto anticipo del difensore che controllava appunto il giocatore Cibin. Un minuto di gioco, si è partiti veloci, non può che essere così naturalmente. Allora con le mani va Segat, pronto al rimessa in gioco con le mani, trova dell'Andrea che di petto prova a far viaggiare Cibin, anticipato dal suo diretto avversario, poi colpo di testa di Guerra in mezzo al campo, palla in fallo laterale, si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco dello stesso Scandilori con le mani, cerca un uomo libero, lo trova in Mangieri, che è stato l'autore del gol, tra l'altro ha giocato anche bene lì davanti, ha fatto a sportellate con Brustolon, con Allegretti. Casella si va a commettere fallo, l'arbitro lascia correre su Guerra, arriva Okofou che poi prova un numero, l'arbitro lascia ancora correre, ha fatto correre da una parte e dall'altra, non gli do torto, viene in avanti ancora la formazione di casa, palla che termina sui piedi della Liventina, che prova a ripartire, non ci riesce. Allora dalla parte opposta c'è Brustolon, che vede Moretti, pesca ancora la sua catena di competenza, blocca tutto Akafou, che gira dalla parte opposta, c'è sempre Casella in mezzo che dirige con il suo metronomo. Scandilori, Akafou, Scandilori, 1-2-3-2, viene in avanti Scandilori, non trova il passaggio perché c'è Guerra che mette in fallo laterale. 1-1 il risultato, vi ricordo, al quinto minuto di gioco su calcio di rigore Scarabel per la compagine di casa. Al 35esimo minuto del primo tempo il pareggio di Mangieri, che con un tiro beffardo da fuori area di rigore, è il caso di dire, beffa proprio l'incolpevole della Colletta.
perché lì qualche colpa la possiamo dare, ma c'è la prima ammonizione c'è la prima ammonizione della partita e va sulle spalle di Alex Soncin, ammonito Soncin. Vi dicevo, se c'è una colpa, tra virgolette, insomma, da dare a un giocatore, sicuramente è l'uomo che marcava in quel frangente Mangieri, perché non si può concedere tanto spazio ad un giocatore così pericoloso, che lo ha dimostrato subito, si è girato e ha trovato subito la botta, andando a metterla all'angolino imparabilmente per Della Colletta. Adesso è Memo che si muove, Gianluca Memo, classe 1990, la palla con le mani verso Scandilori sulla fascia sinistra del campo. Scandilori ancora a spingere per Costa, che è entrato in precedenza, sbaglia la palla, serve Dell'Andrea, poi commette fallo Costa. Spallata decisiva e decisa, e ammonito anche il numero 19 Costa per questo fallo che vede a terra Dell'Andrea. Non c'è bisogno però del fisioterapista, del massaggiatore, quindi tutto a posto, si riprende con Scarabel, la posizione è la sua, insomma, guai a chi tocca la palla lì. Scarabel ha guardato prima dalle parti di Moretti, ma Moretti è rimasto fermo lì, c'era De Faveri, la mette dentro lunga, troppo lunga, palla che va sul fondo. Si mette le mani sui capelli, è la seconda volta che si mette le mani sui capelli. La prima volta, lo ricordiamo, quando aveva capito che doveva tirare lui, invece era andato a fare l'altruista servendo Dell'Andrea, e Dell'Andrea aveva sbagliato. Seconda volta adesso con questo pallone, peccato, perché aveva letto bene Guerra, questa palla fosse scappata via, sarebbe stata di suo possesso. Ancora in mezzo al campo Scarabel, che blocca ogni azione, ogni ripartenza. Ancora si legge bene la posizione adesso delle due squadre, che, come vi dicevo in precedenza, si sono leggermente allungate, quindi vedi le linee ben distinte. Costa che tocca di terra, Moretti che va indietro dalla parte di Della Colletta, che è fuori dall'area. Il rischio su questo rinvio lungo che voleva trovare Cibin, che alza il pollice in segno di ok. 3 uomini a scaldarsi per la Liventina, un uomo invece per la compagine di casa. Allegretti, stop di petto e la butta in avanti. Buona la spizzata di Janko per Dell'Andrea, che ci prova fino all'ultimo. Qui c'è anche il fallo di Dell'Andrea, chiede scusa Dell'Andrea al suo diretto avversario, nessun problema. Palla che viene messa a terra da Memo per la ripartenza. Acafou, Scandilori anticipato, ma è stato brutto il passaggio di Acafou. Adesso la palla viene assegnata alla Liventina. Si è arrabbiato il pubblico di casa Eclisse, spinge ancora, fiammata di Soncin, che prova la verticalizzazione, nulla da fare al primo tentativo, poi il secondo è buono e va al tiro Scarpi, che finalmente si fa vedere. Buona però è stata l'azione condotta sull'asse destro del campo, con Scarpi al tiro e poi Soncin all'assist. In questo caso Scarpi tira altissimo sopra la traversa. Segat, Moretti, viene su Scarabel, che gira bene dalla parte opposta dove c'è Guerra, prova a sovrapporsi Segat ma non lo vede. Adesso può andare Segat sulla fascia destra del campo, cerca di andarsene, 2 uomini su di lui, un po' di confusione, poi arriva Dell'Andrea a dare una mano a Segat e Dell'Andrea scaglia sul numero 2 Barro, palla era Scandilori, palla in calcio d'angolo, ed è il quarto calcio d'angolo per l'Eclisse. Ci va sempre lui, Dell'Andrea, alla battuta. Dell'Andrea dalla bandierina,
palla che viene messa fuori di testa da Akafou, cerca la ripartenza con il numero 7 Scarpi, non riesce, posizione di fuorigioco per Janko, e allora si riprenderà a giocare con la rimessa in gioco da parte di Memo, che sceglie uno dei due centrali per ripartire. Sceglie Casella, poi ancora indietro Ianneo, Granzotto e poi Scandilori qui sulla fascia sinistra del campo. Torna indietro Scandilori, c'è Akafou per Costa, cerca di girarsi bene Mangieri in mezzo al campo, tiene palla, bravo Mangieri per Costa che svirgola questo pallone, ma arriva lo stesso dalle parti di Soncin che la tocca dietro per Barro. Sbagliata la palla, ancora una volta il solito Scarabel, che vedete riesce in qualche maniera a far sempre giocare la sua squadra, prendendo fallo, prendendo la punizione, conquistando palla. Insomma, questo è fare il centrocampista lì, ma farlo con testa, come sta facendo dall'inizio del campionato Scarabel. Blocca, qui c'è un brutto fallo, qui c'è un brutto fallo di Brustolon, che viene ammonito. Brustolon, ha messo a terra all'altezza della linea mediana del campo il giocatore della Liventina, che si è rialzato adesso. Sul pallone c'è Casella, l'arbitro, che sta guardando dalle parti del guardialine come se avesse detto qualcosa, poi tutto a posto. Casella è costretto ad andare indietro perché non trovano varchi quelli della Liventina. Sventagliata verso Scandilori, che non riesce a tenere a terra questo pallone. Strano, perché fino adesso ha giocato bene e ha avuto anche padronanza con i piedi del pallone, quindi bene per lui. Il colpo di testa a cercare Janko da parte di Cibin, bene il dialogo tra i due. Dell'Andrea ancora la mette dentro e trova il calcio d'angolo numero 5, la formazione di casa. Una buona triangolazione partita da Janko, poi Dell'Andrea, e il tentativo di far viaggiare e di mettere in rete da parte di Cibin, che è stato anticipato dal suo diretto avversario. Quinto calcio d'angolo dalla bandierina, è Dell'Andrea che va alla battuta. Dell'Andrea la mette bene, si alza, in qualche maniera aveva tentato il tiro Moretti, la palla è passata un po' troppo alta rispetto alla sua posizione e quindi nulla di fatto. Riparte Casella, svarione lungo dalla parte opposta, ma c'è, attento come sempre, Scarabelli in linea difensiva in questo caso. Attenzione, Brustolon, Segat che si complica la vita gettando via questo pallone. Ancora il colpo di testa non perfetto di Brustolon, e poi Allegretti in difficoltà, pressato dalla Liventina, pressato dai giocatori della Liventina, un po' sotto sforzo adesso la formazione di casa. Scandilori che alza la testa, prova ad andare dentro, non ci riesce perché Guerra lo ferma, e allora Akafou, che ha ragione di Segat, troppo facile. Akafou che la mette dentro, Segat ritorna su di lui, ed è il quarto calcio d'angolo per la Liventina. Troppo morbido Segat, d'accordo che, come abbiamo sempre detto, sono giovani, 2001 per Segat, però insomma, per carità, non è che il terzino sia fatto che deve randellare a destra e a manca, però insomma nemmeno lasciare tanto spazio come in questo caso al giocatore, al proprio avversario, non gli puoi permettere naturalmente di effettuare questo. Il quinto calcio d'angolo era per la Liventina, quinto, e adesso c'è il sesto. Quinto, allora sono in parità, 5-5. Ecco la battuta ancora di Casella, palla che torna fuori, si appoggia sulle spalle, lascia correre l'arbitro. Akafou riguadagna la palla, la mette in avanti Granzotto, classe 99, ancora Scandilori che porta via la palla, Scarpi per Casella, sempre lui, prova a convergere al centro, Margeri, attenzione, Casella va dalla parte opposta cercando Soncin, lo trova Soncin, Casella ancora prova a verticalizzare, prova ad
andare dentro su Costa, anticipato dal suo diretto avversario. Può ripartire la formazione di casa, può ripartire l'Eclisse. Careni Pievigina la mette dentro per il tentativo di Janko di involarsi, viene anticipato, ma c'è a metà campo ancora Scarabella a fare bella guardia con De Faveri, un bel aiuto anche per De Faveri, poi indietro da Moretti, gioca la linea orizzontale difensiva con Allegretti che sventaglia in avanti, scarpe rosa per Allegretti. I cultori delle scarpe nere rabbrividiscono ogni volta che vedono i colori che sono comparsi nel calcio moderno, ma insomma dobbiamo tenerne conto insomma anche di questo. Allegretti che con la sua scarpa rosa mette in fallo laterale questo pallone a Mangieri, e l'importante per bloccare Mariano Mangieri, classe 92, uno che i gol abbiamo visto li sa fare. È sicuramente un acquisto, un uomo portato da Maurizio Costantini, direttore sportivo della Liventina. Va tutto dalla parte di Casella, ribaltando il gioco sulla fascia destra del campo. Si complica, la prima volta che vedo in difficoltà Casella su questo tentativo di doppio passo che di solito riesce perfettamente a lui, palla che invece non gli riesce, palla che è terminata fuori. Alza la bandierina il signor Nochevar della sezione di Padova e dice che la palla era fuori. La rimetterà in gioco Scandilori con le mani, prova a velocizzare un pochino. 3 uomini per la compagine di Vecchiato a riscaldarsi, 2 invece per la formazione di Stefano Della Bella. Cerca di conquistare palla, adesso c'è un fallo di Soncin che mette a terra Janko, che da terra fa segno di voler la munizione per il giocatore, però l'arbitro non è di questo avviso e cambia i sanitari per guarire la spugna magica, una volta si diceva, no? Adesso vedo un po' di ghiaccio sparato sulla coscia di Janko, no, caviglia di Janko, caviglia destra di Janko. E abbiamo sentito poi in sottofondo anche Stefano Della Bella che manda anche Francescon a scaldarsi, e abbiamo sentito Stefano Della Bella chiedere di velocizzare il riscaldamento per uno dei 2 ragazzi che stanno riscaldandosi, e così, non conoscendoli perfettamente o non inquadrandoli, penso e chiedo aiuto al collega della tribuna di Treviso, chi è Pompeo e Chiesurin, forse sì, perché non vedremo se sceglierà di andare su qualche giovane, oltre a Francesco che abbiamo visto e che conosciamo insomma perfettamente. Questo per quanto riguarda la possibilità di cambi. Dalla parte opposta intanto con le mani la Liventina cerca di far viaggiare i suoi. Soncin con la testa spizzata, poi Moretti che perde palla, anzi era Brustolon, si va proprio sulla fascia di Moretti, ma c'è fuori il giocatore Allegretti che prova a contenerlo con le mani. Attenzione, Costa per Mangieri, ancora Costa, e si divora Costa il gol del 2-1. Si divora letteralmente il gol del 2-1, ma abbiamo visto al 16° minuto del secondo tempo con Mangieri e poi Costa, abbiamo visto come sono riusciti a portare al tiro questo giocatore, tiro alto sopra la traversa, ma paura per la retroguardia di casa, che deve stare attenta adesso perché inizia il momento particolare dell'Eclisse. Quel momento dove giochi bene, riesci anche a sviluppare una certa mole di gioco, però poi sono gli altri ad andare a segno, ad andare in gol. 17 minuti del secondo tempo, situazione di parità ancora 1-1, con una occasionissima anche per la Liventina che poteva portarsi in vantaggio. Con le mani la formazione ospite per rimettersi in gioco. Mangieri viene a prendersi palla,
Casella che blocca tutto a metà campo. Adesso è salito un po' il centrocampo della Liventina. È chiaro che Scarabel deve tirare un po' anche il fiato, come si suol dire, aiutato da Guerra e da De Faveri quest'oggi. Bene il trio del centrocampo. Attenzione a Scandilori per la Liventina, si ferma 1 contro 1, Segata, attenzione, Scandilori, Mangeri, ancora Scandilori, va a trovare il calcio d'angolo, è abile, sesto calcio d'angolo per la formazione ospite, 6-5, situazione di leggero vantaggio per gli ospiti che vanno alla battuta del calcio d'angolo, e bisogna fare attenzione perché abbiamo visto che si stanno rendendo pericolosi da palle inattive e da palle buttate in area di rigore. Tra l'altro c'è anche, come vediamo dalla mano di Della Colletta, c'è anche il sole che provoca un po' di fastidio in questo frangente. Bravo De Faveri a mettere fuori questa palla. Con il pallone tra le mani ci prova Scarpi che poi lascia Scandilori, è sua la zona di competenza e quindi è lui, Costa, Scandilori, non trova l'appoggio, lo trova su Casella, Casella dentro per Costa, bene sullo stretto con Scarpi, va per le terre ma è troppo facile questo. HFO si è lasciato andare proprio vergognosamente, scusatemi, ma questo si è visto, cioè non so nemmeno come si possa protestare, perché si è lasciato andare appena ha sentito di essere toccato dal suo diretto avversario. Riparte la Eclisse, blocco e ammonizione, vediamo. Non lo so se ha il cuore tenero il direttore di gara, perché tra l'altro chi ha commesso fallo si è fatto anche male, è rimasto lì bloccando sia Dell'Andrea ma andando per terra lui. Non ho capito chi sia l'uomo che ha fatto fallo, però mi pare che se l'intenzione era quello di ammonirlo, poi si è un po' ravveduto il direttore di gara, come sta dicendo a braccia larghe Scarabel, che voleva sicuramente, avrà perorato la causa del cartellino giallo, e invece ferma tutto perché c'è un cambio. Entra Francescon, numero 14, quindi vuol dire che c'è qualche problemino per Guerra. Vediamo. Allora, fuori Guerra e dentro Francescon. Andiamo a scoprire il minuto, che è il 20° del secondo tempo. Quindi fuori Guerra, dentro Francescon, che ha il numero 14. Segat, Francescon, Dell'Andrea, bello Dell'Andrea con il colpo di testa di Janko che fa gridare quasi al gol, ma così non è. 21° del secondo tempo, Dell'Andrea per cross per Janko, palla che va fuori. Peccato, perché è una bella occasione questa, però attenzione. Allora, sistemato in avanti ancora la formazione di casa, scusate, con il numero 18 che rimane in piedi, palla che rimane lì, poi riesce anche in qualche maniera a tirare Cibin, che non ha mollato, è veramente un osso duro. Allora si sistema. Vediamo come si sistema con Segat, Allegretti, Brustolon, Moretti, non cambia nulla. Ha messo Francescon a centrocampo al posto di Guerra, quindi nessun problema. Quindi Francescon, Scarabel e De Faveri rimangono questi i tre. Davanti invece, come abbiamo visto, Dell'Andrea, Janko e Cibin. E questa è una squadra a trazione più che mai anteriore. Vedremo se Francescon avrà la forza e la volontà di provare a spingere sulla fascia destra del campo, cosa che le squadre di Della Bella fanno non con molta continuità. C'è una punizione per la compagine ospite che va indietro su Granzotto, poi Ianneo,
parte Ianneo, tutto solo, va in mezzo, 1, 2, 3, bloccato, e qua c'è un rischio, e attenzione, esce Memo, che poi si permette anche il dribbling. Akafou, vecchiato che dice qualcosa a Memo, qualcosa di non bello sicuramente, perché il portiere ha chiesto scusa poi, ma si è rischiato un pochino. Adesso c'è Dell'Andrea richiamato verbalmente soltanto dall'arbitro. Stanno scaldando un po' gli animi anche in tribuna. Peccato, perché la partita insomma fino adesso è stata regolarissima. Janko che fa viaggiare Dell'Andrea. Dell'Andrea qui sì, forse c'era un tocco con la spalla, con il braccio. Adesso Dell'Andrea va a terra, qui l'ha guadagnato lui, l'ha guadagnato Dell'Andrea molto bene, perché Casella ha ragione di protestare, perché aveva fatto poco o nulla su questo fallo. Sistema la barriera ai 9:15 canonici. In barriera Scarpi, batte Dell'Andrea per l'Eclisse, tutti in avanti, 5 uomini dentro l'area dell'Eclisse, 2 appena fuori e 2 un pochino più distanti sono Moretti e Segat. Bella questa palla, colpo di testa ancora trovato da parte di Brustolon, mi pare, no, era il numero 18, era di Cibin, e quindi palla che termina alta, è andata fuori, nulla da fare. Riparte la Liventina, squadre allungate, adesso vedete come i reparti siano un pochino più allungati, più stanchi, verticalizza molto bene, ma Scarpi oggi un pochino sottotono, la fascia destra del campo, con Scarpi che ha inciso pochino, almeno secondo il mio modestissimo giudizio. Segat, colpo di testa di Cibin che non va avanti, non serve, poi Francescon, Scarabel vicino a lui, si muove Moretti, ma Scarabel sceglie Dell'Andrea che entra in area, Dell'Andrea, ed è fuori di poco, non di molto, questo tiro su ottima imbucata favolosa ancora una volta di Scarabel per Dell'Andrea. Tiro fuori, non di molto, ed è un'altra occasione, ed è un'altra buona occasione per la compagine di casa, che al 25esimo minuto di gioco ha effettuato questa sortita dalle parti di Memo. Scandilori ha arretrato un po' a Kofou. Sì, Casella che va a prendersi il pallone all'altezza della propria difesa, poi Akafou che si gira, sventaglia dalla parte di Soncin, punta l'uomo Soncin sulla fascia destra del campo, poi rientra, torna indietro, non trova nessuno, Scarpi, Casella, è lenta il tentativo di andare dalle parti della Colletta. Soncin che prova a verticalizzare su Mangieri, che si gira ancora una volta bene, troppo largo, troppo spazio lasciato a questo giocatore. Eccolo Mangieri ancora che di petto va a prendersi la palla, l'aveva quasi persa, la tiene in mezzo a 2, poi tenta il numero con il colpo di tacca, ancora Mangieri però che ritorna sul pallone. È bravo questo giocatore, niente da dire. Della Colletta che la mette fuori, la mette via Soncin per Casella. Blocca lì Casella la palla, aspetta la discesa del suo compagno di squadra che perde sanguinosamente, ma Casella riesce a tenere, blocca tutta la ripartenza dell'Eclisse. Ancora una verticalizzazione, riparte la formazione di casa, ma non c'è nessuno qui sotto la tribuna, come vi stavo raccontando in precedenza. Manca sempre questa benedetta fascia destra del campo che a nessuno piace. Attenzione a Scandilori che va a beffare, Scandilori che va a beffare la retroguardia della compagine di casa, signori, ed è diciamo la beffa in questo caso, perché 27esimo minuto di gioco, Scandilori, il gol, tra l'altro bello perché è un bel pallonetto che
fa fuori della colletta, ma è tutto nato da una triangolazione a centrocampo, poi una bella imbucata e Scandilori va a segnare il gol che porta avanti per 2-1 la formazione di Vecchiato, la Liventina, e applausi e pacche di gradimento da parte di Vecchiato per Scandilori, che avevamo detto già nel primo tempo aveva disputato una bellissima gara, adesso la corona con questa gara, mentre dalla parte opposta stiamo vedendo Dell'Andrea che incita i suoi, dice non è successo niente, andiamo avanti, andiamo a giocare, però attenzione, bisogna chiudere un pochino questi varchi in difesa perché troppo spazio. E poi qui sulla fascia destra del campo abbiamo inserito, sto guardando i rotoloni sul terreno di gioco di Casella che rotola. C'è Francescon che vorrebbe tirar fuori dal campo Casella non la prende molto bene. Segat di testa ancora Dell'Andrea, ma hanno ragione quelli della Liventina. Mangieri in avanti tutto, la butta lì e prova a correre il numero 19 Costa, anticipato, fermato, può giocare ancora una volta la compagine di casa con Allegretti, alza la testa, Allegretti la mette lunga per la spizzata tentata di Janko che subisce il fallo da parte del suo diretto avversario. Attenzione perché buttata via la palla così poteva starci anche l'ammonizione, l'arbitro non se n'è nemmeno accorto forse. C'è Scarabel che va a mettere palla sulla sua mattonella, diciamo, perché insomma è una zona in cui Scarabel potrebbe anche tentarci, potrebbe anche tentarci con il tiro pericoloso che ha. 3 uomini a scaldare per la Liventina, 1 per la Eclisse. Scarabel, tiro dai 28 metri, è buono! E c'è la parata a terra di Memo, per questo tiro che era pericoloso. Al 30° esatto, punizione di Scarabel, parata a terra di Memo. A metà campo adesso è predominio della Liventina. Vedete come cambiano le partite, perché c'è stato un leggero predominio, se non totale, diciamo fino ad un certo punto, dei padroni di casa. Poi la Liventina piano piano si è portata avanti, ha provato, è riuscita con le sue trame, con il suo gioco lì a centrocampo, con Casella, con lo stesso Scandilori che spinge sulla sinistra, proprio a trovare il gol del vantaggio con lo stesso Scandilori. Mi pare che si voglia effettuare il cambio, ma non è possibile perché la palla è già in movimento, e allora butta dentro Riva nel rettangolo di gioco della Bella. Vediamo chi tira fuori Della Bella. Sbaglia ancora Francescon a centrocampo. Francescon insomma ha qualche difficoltà a giocare, no? È un difensore, è portato sì a spingere in avanti, però in questo caso ha sbagliato. E allora Riva pronto ad entrare in campo, esce Segat, mi pare Segat, sì. Allora sì, Segat, e sposta indietro chiaramente Francescon. Allora, 31° minuto di gioco del secondo tempo, dentro il numero 16 Riva, ritorna una difesa, diciamo, con i numeri giusti e i giocatori giusti, e allora con Francescon che va a riprendere il suo posto sulla fascia destra del campo, prende il posto di Segat, e invece Riva va a posizionarsi in mezzo al campo dove c'era in precedenza Guerra, in precedenza ancora Francescon. Attenzione a questo arrivo, si toccano la palla Riva e Francescon, la palla è di possesso adesso della Liventina, va sulla fascia ancora con Francescon che
lascia lì, aveva subito fallo il numero 19 Costa, ma ormai è risaputo che questi falli da tergo che una volta, e nemmeno tanti anni fa, si fischiavano, bastava l'appoggio insomma sulla schiena da parte del difensore, le mani non aperte bene e venivi sanzionato, venivi beccato in fallo. Adesso ci sono questi spintoni, queste spinte con il braccio, con le mani, che gli arbitri sono intenzionati e lasciano andare, lasciano giocare. Scarabel che conquista palla ancora dalla parte fuorigioco per De Faveri, che non si era accorto di essere finito al di là di tutta la linea difensiva della Liventina. Adesso è la Liventina che tenta di addormentare il gioco, perché naturalmente è in vantaggio qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Sono 33 minuti di gioco con il vantaggio per 2-1 della formazione di Vecchiato, che è passata in vantaggio al 27esimo del secondo tempo con Scandilori, che ha giocato una bella partita e ha coronato la gara anche con un gol. Fallo sotto gli occhi dell'arbitro da parte e subito da Cibin. Spinge Francescon adesso sulla fascia destra del campo. Francescon la mette dentro, pallone che arriva dalle parti di Soncin, che non ci pensa due volte, senza tanti fronzoli la mette fuori, lunga, via, pedalare, palla lontana. Allegretti, Brustolon, si è allargato Moretti sulla fascia sinistra del campo, riceve adesso, poi prova a partire Moretti, approfitta anche della scivolata del suo diretto avversario, palla lunga, una fucilata su Janko che non riesce a tenerla, poi ancora De Faveri che viene in aiuto alla difesa. Francescon prova a bloccare Scarpi, Acafou, Scarpi va indietro adesso, è chiaro, Scandilori la butta dentro invece per guadagnare un pochino di tempo, ma palla invece a favore della Colletta, che fa viaggiare velocemente sulla fascia sinistra del campo Moretti per il tentativo di girata al volo da parte di Janko. È pronto ad entrare Pippo Bohem in campo per la Liventina. Cerca di girarsi molto bene Mangieri, fermato questa volta dal suo diretto avversario in mezzo al campo. Spinge Francescon sulla fascia destra del campo, trova De Faveri che viene ancora, anzi era il numero 16 Riva, che va a spintonarsi con il suo diretto avversario, e allora c'è il cambio per la Liventina. Entra Pippo Bohem, classe 1997, giocatore interessante sempre, un giocatore che ha dalla sua tra l'altro un bel tiro. Esce il numero 4 Acafou, quindi Acafou esce al minuto, lo scopriamo subito, minuto 35esimo del secondo tempo, entra Pippo Bohem, numero 18. Cambia poco come posizione, cambia poco come ruolo, anzi nulla, e quindi scivola questa prima palla toccata da Pippo Bohem con le mani. Scarabel spinge su De Faveri, Scarabel su De Faveri, ancora per Dell'Andrea, cerca di andarsene Dell'Andrea, due su di lui, si gira Janko, Cibin non lo aiuta o quantomeno non trova il pallone, poi c'è Moretti che va a riprenderselo sulla fascia sinistra del campo con le mani, si fa vedere Scarabel, va su Allegretti, Scarabel si gira, bella questa palla, ancora messa dentro, deve posarla lì, arriva Dell'Andrea, ma la palla è ciancicata, come si dice, a terra, insomma la palla non esce pulita, e c'è questa occasione ancora una volta sui piedi dell'Andrea che non viene sfruttata appieno dagli avanti, in questo caso con un termine rugbyistico, dagli avanti della formazione di casa, e quindi nulla da fare. 2-1 sempre per la Liventina. Riparte la formazione di casa con De Faveri che è costretto a tornare indietro per Moretti, subisce fallo, l'arbitro lascia andare, la palla è ancora dei padroni di casa, si gioca
con questo passaggio in orizzontale tra i due centrali Allegretti e Brustolon, eccoli che giocano ancora, 37esimo minuto di gioco, ne mancano 8 più eventuale recupero che ci sarà perché ci sono già stati dei cambi in avanti, buttata via però questa palla da parte di Riva, a vuoto sia Scarpi sia Allegretti, poi Allegretti ritorna, riprende la palla, la cede a Moretti che vuole invitare Brustolon a venire in avanti, poi Brustolon, palla che si fa anticipare, lenta per il giocatore De Faveri. Allegretti, Dell'Andrea, sempre lui, Dell'Andrea sulla fascia, può andare, subisce il fallo, bravo Dell'Andrea perché ha capito che bisogna conquistare falli, conquistare punizioni, conquistare delle palle da mettere in mezzo all'area per cercare di scuotere, per cercare di riportarsi ancora una volta in parità. Ancora una volta è un termine che non è giusto perché si era portata in vantaggio la formazione di casa al quinto minuto di gioco con un rigore di Scarabel, poi pareggio della Liventina al 35esimo del primo tempo, vantaggio al 27esimo sempre della Liventina, quindi vediamo, in questo caso servirebbe il pareggio prima di tutto per la formazione di casa che rischia una posizione di classifica non bella, palla che non riesce ad arrivare, Scarabel ci prova dai 35 metri, palla che batte contro un giocatore, Francescon è l'ultimo uomo, la mette via senza pensarci tante volte ed ha ragione questa volta. Qui sbagliano quelli della Liventina, non si muove Memo e non si muove la difesa, un po' in difficoltà, va a ridare una palla che poteva essere facilmente preda dei difensori della Liventina, la cedono a quelli della formazione di casa con Dell'Andrea per Moretti la mette dentro, è bella questa palla, il colpo di testa ancora, ma nulla da fare con Pippo Boem che la porta fuori, la trascina via, la sbaglia anche ma poi la riconquista, eccolo Pippo Boem sotto la tribuna del D'Agostin, verticalizza e prova a tagliare il campo da una parte all'altra, la conquista la compagine di casa, adesso si prova il force in finale con Dell'Andrea, palla in fallo laterale, adesso vorrebbe l'ammonizione, forse ci stava anche l'ammonizione qui per Barro. Non mi è piaciuto più di tanto questo giocatore che si è un po' perso, è un 2000 però, stiamo parlando di giovani. Ecco Francescon che spinge sulla sua fascia di competenza, fascia destra di competenza per portare avanti un bel traversone, ancora una volta il colpo di testa, Mangieri che vuole tenerla lì, prova a giocare, vedete come deve fare un centravanti, insomma tiene palla, va a prendersi la palla, la riporta, la ridà e poi via di nuovo, infilata in due con la Liventina che viene in avanti, poi c'è il fallo di Moretti su Scarpi, ammonito anche Moretti, ammonito Moretti su questo tentativo di imbucata in due, avete visto, in due uomini, Mangieri e Scarpi sono riusciti ad impensierire la retroguardia che era quasi al completo e tra l'altro non piazzata nemmeno male, se dobbiamo essere sinceri. Adesso si è alzato e si è inginocchiato anche Vecchiato davanti alla propria panchina. Chiama calma e tranquillità, fermi lì, sono 3-4 uomini della Liventina sulla fascia di metacampo contro Dell'Andrea e Janko, poco più distante c'è Cibin, 3 uomini spinti all'attacco con una Pippo Boem e il suo tiro, quando vi ho detto che nelle corde di questo giocatore c'è il tiro da grande distanza, viene dato un assaggio terminato abbondantemente a lato comunque, però sempre pericoloso. Scarabel deve spingere su questa benedetta fascia, come abbiamo detto prima, deve spingere l'Eclisse, deve trovare la consistenza, deve trovare la voglia di continuare a farlo per tutti i 90 minuti, perché arriva la palla finalmente, c'è Allegretti che ha il rinvio con le mani piuttosto lungo, quindi la metterà dentro, sì è così, c'è il fallo di Janko, l'arbitro dice che non ha visto nulla, lascia andare, attenzione, bravo Brustolon per Moretti guarda la posizione dei suoi, poi ancora in orizzontale Dell'Andrea, la mette giù con il petto, si gira, vuole e ottiene la sovraimpressione. E ancora sì, adesso un altro
un'altra bel fallo conquistato da Dell'Andrea, che come ha sentito che c'era il gomito del suo diretto avversario si è lasciato andare, l'arbitro era alle spalle, quindi punizione che porta ancora su una mattonella importante, siamo all'incirca sui 35 metri, potrebbe ancora tentare Scarabel che il tiro ce l'ha, 42 minuti di gioco, secondo tempo, ma mi pare voglia provarci Dell'Andrea, vediamo. Rincorsa la presa Dell'Andrea da quella posizione, vediamo. 4 uomini in barriera scelti da Memo. Sì, va Dell'Andrea, deviazione tra l'altro e palo. C'è stata una deviazione in barriera al 42esimo minuto, punizione di Dell'Andrea. Attenzione a Mangieri intanto, punizione di Dell'Andrea, tocco della barriera e palo, scampato pericolo per la Liventina, poi ha catapultato subito dalla parte opposta Mangieri. Con le mani Scandilori, anticipato Cibin, cerca di andarsene, Janko che subisce un pestone, ammonito il numero 6, ammonito Ianneo con Janko che ha fatto un urlo terrificante. Ianneo ammonito, finisce sul taccuino dell'arbitro. Ormai è il forcing finale dei padroni di casa, 44esimo minuto di gioco. Uno al 45esimo, uno al 90esimo, mette dentro questa palla, ancora Dell'Andrea ma non trova nessuno pronto al tocco, al tap-in decisivo, nulla da fare con De Faveri che la lascia correre, con Riva che la lascia correre, nulla, niente da fare nemmeno in questa occasione per la Eclisse. 44 e 25 secondi, attendiamo di sapere quanti saranno i cambi, sono 5 uomini entrati, 3-4 minuti li becchiamo sicuramente. Casella aspetta, si ferma, subisce il fallo, l'esperienza è anche questa, poi piano piano butta via la palla, qui ha rischiato un pochino, l'arbitro però era girato dalla parte opposta e fa segno, tanto recupero, non c'è problema. Vediamo se dà l'ok a Fabrizio De Martin di, eccolo qui, che alza la tabella al 45esimo minuto. Ci saranno 4 minuti da giocare nel secondo tempo, 4 minuti da giocare, quindi si giocherà fino al 94esimo minuto di gioco. 45 e 15 secondi già trascorsi qui a Pieve di Soligo, qui al D'Agostin, con la formazione di casa che è sotto per 2-1 al cospetto di una Liventina. Deve spingere Francescon ancora qui sulla fascia, ma la fascia è deserta e purtroppo è la solita malattia, la solita apatia di questa fascia destra del campo che non viene percorsa come fa Moretti e come ha fatto Moretti nel primo tempo sulla sua fascia di competenza alla sinistra. Devo dire che Francescon è entrato da pochi minuti, ma prima Segat non ha percorso avanti e indietro, come si suol dire, la fascia, quindi il lavoro non è stato perfetto nemmeno da parte di Segat. Mangieri che voleva il fallo, così non è stato, rallenta il gioco, viene in avanti ancora la formazione di casa, deve provare a buttarsi in avanti, spinge Francescon che è fresco, quindi potrebbe trovare ancora stimoli in avanti, provano il duo giocato da Cibin e Janko, palla di ritorno di Janko che termina fuori, peccato, è una Eclisse con spinta in avanti notevole, perché sulla carta sono 3 giocatori potenzialmente che hanno nelle loro corde il gol, però nemmeno quest'oggi Cibin, Janko e Dell'Andrea sono riusciti con tempestività, con coerenza, con
la voglia di buttarla dentro per portare e fare il risultato. Adesso Riva aveva la possibilità di dare palla indietro, Casella che viene spintonato via, Francescon è nervosissimo, è entrato da poco ma è molto nervoso. Con Casella poi c'è qualcosa da dire, prima voleva che andasse fuori dal campo, lo aveva tirato in parte, adesso con uno spintone. Tra l'altro Casella insomma è un giocatore tranquillissimo. Colpo di testa indietro di Barro che non mi ha impressionato, Barro che ci mette del suo, ci mette il piedone, butta fuori la palla, non in calcio d'angolo, è soltanto un fallo laterale. Vediamo quanto è passato il minuto, sono 4 da giocare, 47esimo, ne mancano altri 2. Rimessa lunga con le mani De Faveri che la tocca, poi la palla che esce fuori ed ecco Casella che viene a prendersi palla, chiama palla dalla parte opposta, ma Casella che voleva andarsi a infilare qui vicino alla bandierina sicuramente ha preferito non servire Costa dalla parte opposta che chiamava il pallone, sarebbe stato abbastanza difficile trovarlo. Comunque Soncin, deve uscire Memo un po' in anticipo, poi riesce in qualche maniera a trovare la palla. 48esimo di gioco, 1 minuto al termine, 1 minuto allo stop della gara, 1 minuto alla sconfitta purtroppo ancora una volta. Qui parliamo da tifosi, parliamo da cronisti che seguono in casa la formazione dell'Eclisse Careni Pivegina. In questo caso c'è ancora una volta una squadra e in questo caso è la formazione di Motta di Livenza, la Liventina, che fa la corsara sul campo del D'Agostin di Pieve di Soligo. Troppo lento, Francescon non si muove, deve pescare, lo pesca poi Cibin, ma poi perdono palla quelli dell'Eclisse e allora può ripartire ancora Scarpi che si sta facendo vedere in questo ultimo frangente di gioco. Mangieri l'autore del primo gol, il gol del pareggio della formazione della Liventina, ancora in avanti. Si gioca, tengono palla quelli della Liventina, 49esimo minuto di gioco, l'arbitro vediamo se ha il fischietto in bocca, sì, è così, triplice fischio finale per la formazione di Stefano Della Bella. Arriva un'altra sconfitta sul proprio campo ed è una sconfitta pesante perché lascia a 3 punti in classifica all'ultimo posto ancora la formazione di Stefano Della Bella, la formazione dell'Eclisse che perde quest'oggi per 2-1 contro la Liventina che ha, dobbiamo dire, giocato, possiamo dire forse cinicamente, cioè ha giocato, ha lasciato sfogare, ha lasciato tenere il predominio del campo alla formazione di casa, poi quando ha saputo e ha voluto accelerare oppure trovare altri schemi di gioco, lo ha fatto portandosi in vantaggio e vincendo la gara. È tutto definitivamente, la linea può andare allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.